Il parco è pronto ad affrontare l'ultima criticità del territorio euganeo. Sì, ieri il comitato esecutivo ha deliberato per attivare la procedura dell'accordo di programma che prevede la delocalizzazione delle cementerie. È un punto importantissimo per questo territorio, abbiamo avviato la revisione generale del piano ambientale e riteniamo fondamentale il ruolo della Regione che ci dovrà assistere proprio e coordinare in questo tema importantissimo. Ieri abbiamo contestualmente mandato una lettera a Regione, Ministero dell'Ambiente e Comune di Monseliceste, che oggi sono i due comuni che ospitano le cementerie, e provincia di Padova, affinché tutti intorno a un tavolo ci attiviamo per questo famoso accordo di programma, già previsto nel piano ambientale, che ricordo essere datato 1998. Quindi rilocalizzare le cementerie di Este e Monselice. Sì, tranquillizzo tutti, non sarà una cosa che avviene dall'oggi al domani, si parla di decenni per delocalizzare attività di questo tipo e di questa entità, quindi il tema dell'occupazione non deve essere un grimaldello che viene usato da qualcuno per fermare questo processo. Va detto anche che l'attività di escavazione delle cave di Marna presenti nel territorio, in particolare cava Piombà, finirà nel 2012, quindi penso che il parco sia proprio pronto per affrontare questo tema da protagonista. L'iter di questo procedimento avviato dal parco. Beh, l'accordo di programma è previsto dal piano ambientale e vede la Regione come protagonista essenziale. Io mi sento comunque tutelata perché vedo nel nuovo presidente Luca Zaia una persona molto sensibile ai temi dell'ambiente, dell'energia, quindi penso che coglierà veramente l'occasione per farsi lustro e per farsi protagonista anche in un territorio che non è trevigiano ma è sicuramente Regione Veneto, come quello del Parco regionale dei Colli Euganei.